Buongiorno ancora da Telefriuli, ben trovati al nostro appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Parliamo di mondo del lavoro, in particolare della Fiera del Lavoro ALIG che è stata presentata questa mattina e che si svolgerà in doppia modalità il 19 e 20 novembre prossimi, vale a dire in presenza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e online, con 70 aziende coinvolte che mettono a disposizione 490 posti di lavoro. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Palazzo Maseri dove si sta svolgendo la presentazione della 16ª edizione della Fiera del Lavoro organizzata da ALIG. Con noi il presidente appunto dell'associazione ALIG per svelarci quali sono le caratteristiche di questa iniziativa che per la prima volta si tiene in 2 giornate e 2 modalità diverse. Sì, allora questa è la prima fiera del lavoro che viene organizzata in assoluto in regione e che è sia online che in presenza, e questo per venire incontro sia alle esigenze delle aziende. Alcune preferiscono la modalità online, altre quella in presenza, ma anche dei candidati. Tipicamente i profili più senior preferiscono la riservatezza del colloquio online, virtuale, mentre i junior più anche il caos, se vogliamo, la confusione dell'evento in presenza. Ecco, poi c'è anche un record, no? Perché quest'anno record di aziende appunto partecipanti, oltre 70 per 490 posti di lavoro. Allora, sì, in 16 edizioni di ALIG noi più volte abbiamo quasi sfiorato il numero di 70 aziende. Questo è il primo anno in cui superiamo questo numero. Sono aziende locali, aziende internazionali, tipo Bosch, e aziende più piccole, aziende più grandi, e tutte a caccia di talenti, per un totale di 490 posti di lavoro, e quindi anche questo è un primato che ci teniamo a evidenziare. Quanto è importante in questo caso il rapporto? Vediamo insieme ALIG, università e regione. Beh, diciamo, ALIG è un'associazione di laureati in ingegneria gestionale ed è ormai parte integrante dell'università, l'università che ha fatto propria anche questa iniziativa collaborando attivamente all'organizzazione di questa iniziativa. La Regione è partner da sempre e sostiene anche l'iniziativa, ma anche perché condividiamo diciamo, obiettivi comuni, che è preoccuparci del futuro dei nostri giovani, e quindi per quanto riguarda l'università entra pienamente in quelle che sono le funzioni non solo di garantire una preparazione diciamo, professionale, ma anche cercare di avvicinare i nostri laureati al mondo del lavoro. Naturalmente facendo questo offriamo anche opportunità anche ad altri, non solo ai nostri laureati. E l'altra cosa importante è il legame forte con il tessuto economico produttivo. È chiaro che se si crea un legame e una partnership condivisa in obiettivi comuni si cresce assieme. Questo è proprio quello che è diciamo, lo spirito di un'università che non è solo del territorio o nel territorio, ma è con il territorio. Ecco, parliamo di 490 posti sul mercato. Che posti sono? Beh, quelli che vengono presentati in ALIG sono sicuramente delle posizioni, diciamo, dei profili medio-alti. Sono quei profili che le aziende in questo momento stanno ricercando con grande forza e grande determinazione. Quindi anche la Regione è presente all'iniziativa, è presente anche proprio proponendo lei stessa posizioni di lavoro che noi gestiamo come servizi pubblici per il lavoro. Se non ricordo male sono circa 32-35 quelli dei 400 quelli che noi proponiamo, e sono, come dicevo, profili medio-alti in un momento in cui il sistema produttivo regionale è in ripresa decisa, e ricerca con forza personale sia di profili, come dicevo, medio-alti, sia anche di alti profili, e quindi queste iniziative aiutano i nostri giovani in primis, ma aiutano anche le imprese della nostra regione a crescere insieme. E come diceva il magnifico rettore, c'è questo accordo università, regione, aziende che lavorano tutte nella stessa direzione per far crescere il nostro tessuto produttivo e la nostra regione. Lei mi diceva che comunque ci sono anche delle figure che sono difficili da reperire, ma proprio difficile trovare personale.
in generale? Io credo che non passi giorno senza sentire anche sui media l'opinione di imprese, di parti datoriali che dicono che ricercano determinati profili e non riescono a trovarli. Questo è vero in assoluto, è vero sia se abbiamo presente profili diciamo già molto formati, già con una formazione spinta, questo è ancora più vero, ma riguarda anche profili che devono ancora essere formati. Certamente l'università è, soprattutto in ALIG, è l'attore principale, però per formare i ragazzi che devono cercare un'occupazione a seconda del livello con cui devono occuparsi c'è anche tutta l'attività che la Regione mette in campo con la formazione, con l'orientamento e quindi in questo senso noi ci collochiamo in ALIG con sempre grande piacere e riconoscenza. Bene, ringraziamo anche Nicola Manfrene, qui da Palazzo Maseri è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato, che ritroveremo più tardi nel nostro appuntamento con A Voi la Linea. Ora però parliamo di noi perché parte domani la 6ª edizione di Lo Sapevo, il quiz di Telefriuli che vede protagoniste le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e che vede tra le novità l'ampio spazio dedicato ai giochi in friulano e la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. Questo grazie alla presenza della Società Filologica Friulana e al Comitato Regionale dell'Umpli. Ritorna Lo Sapevo, questa è la 6ª edizione grazie al coinvolgimento delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e grazie all'Umpli. Qui il presidente Walter Pezzarini che ci ha dato una mano nel coinvolgimento delle Pro Loco, sempre anche più in difficoltà. Sì, 6ª edizione di Lo Sapevo, quindi una collaborazione non solo con Telefriuli ma anche con la Filologica che si conferma anche quest'anno. Diverse le novità, prima fra tutte la presenza dei gruppi delle Pro Loco qui a Telefriuli. Ogni Pro Loco porterà 7 persone nel rispetto delle regole, quindi tutti devono avere il Green Pass. Si riparte per promuovere i nostri territori, la filiera enogastronomica, i nostri paesi. Ogni Pro Loco poi è invitata a portare una serie di domande sul proprio territorio, sul proprio paese, per presentarle alle altre Pro Loco. Ci sono ancora spazi per quelle Pro Loco che vogliono partecipare, perché si parte sabato prossimo con Coloredo e Zoppola e quindi poi via via tutte le altre ogni sabato e ci sono ancora spazi se qualcuno vuole partecipare. Una trasmissione che ha avuto successo in passato e che lo avrà anche quest'anno nel segno della ripartenza. Dicevo difficoltà proprio per questo, perché la pandemia ha inciso anche nelle realtà delle Pro Loco. Si è inciso moltissimo, tant'è che noi abbiamo convocato gli Stati Generali per il 20 di novembre, abbiamo già fatto un questionario molto intenso per capire dove si trovano le nostre Pro Loco, dove si trova il mondo del volontariato che sta attraversando un momento di difficoltà dopo la pandemia. Bisogna riorganizzarsi, bisogna reinventarsi. Durante la pandemia abbiamo detto che nulla sarà come prima, lo stiamo sperimentando proprio nei nostri paesi e quindi per vedere come ripartire, come riorganizzarsi, abbiamo convocato gli Stati Generali, tutte le nostre Pro Loco, per fare una discussione tutti insieme e per ripartire nel miglior dei modi, nel rispetto delle regole e anche nel rispetto delle norme del terzo settore che si sta completamente anche quello realizzando. Le Pro Loco dunque ripartono anche qui a Telefriuli, Lo Sapevo ogni sabato alle 21. Ricordiamo di contattare l'Umpli se appunto c'è qualche Pro Loco anche nuova che volesse partecipare per promuoversi. Sì, come dicevo poc'anzi, ci sono ancora spazi nel calendario delle programmazioni di Telefriuli. Se qualche Pro Loco sente questo messaggio può tranquillamente prendere contatto con la segreteria generale di Villa Manin e dare il proprio nominativo, così verrà calendarizzata rispettando tutti i giorni che Telefriuli ha programmato per questa trasmissione. Dunque appuntamento a domani sera con la prima puntata di Lo Sapevo. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte di A Voi la Linea. Ripartiamo da Udine, in particolare da Via Biella, dove è stata inaugurata questa mattina l'iniziativa Borg de Roe del Fondo Housing Sociale FVG, che rende disponibile 46 nuovi alloggi, e questi se ne aggiungono altri 20, in tutto 66 nuovi alloggi sociali nella città di Udine. Ci facciamo raccontare tutto da Isabella Gregorato.
Mi trovo in via Biella 156, dove sono appena stati inaugurati 46 nuovi alloggi di housing sociale. Ne parliamo con l'ingegner Pietro Petrucco, che è presidente appunto del consorzio dell'housing sociale della nostra regione. L'importanza di questi nuovi alloggi che si aggiungono agli altri già presenti in città. In sostanza, per il futuro puntate a realizzare in Friuli Venezia Giulia complessivamente 650 alloggi. Sì, il totale del fondo è 98 milioni per realizzare 680 alloggi, tutti di classe energetica elevata. In questo specifico caso, poiché siamo partiti da una situazione facilitata dal fatto che siamo partiti da una costruzione ex novo, abbiamo realizzato questi edifici in legno, è una delle più importanti realizzazioni in Friuli in legno residenziale, e quindi molto sostenibile dal punto di vista dell'impatto carbonico, che ormai va tanto di moda in questi giorni di Glasgow, unite al fatto che tiene presente la dimensione sociale dell'abitare, quindi con la presenza di uno spazio, questo alle nostre spalle, che è uno spazio comune destinato agli abitanti, e in epoca post-Covid con una grande attenzione degli spazi esterni, sia delle case perché hanno tutti la terrazza o il loro giardinetto, sia degli spazi comuni verdi a disposizione di tutti. Ecco, questo è il futuro per venire incontro alle esigenze delle famiglie che non hanno la possibilità di accedere appunto agli immobili presenti sul mercato, immobili di un certo livello. Sì, dal punto di vista abitativo credo sia il futuro in generale per tutti i tipi di alloggi. Anche per come è organizzato. Esatto. Dal punto di vista invece della possibilità di accesso, questi tipi di intervento sono destinati a chi ha un reddito troppo alto per accedere alle graduatorie ATER, ma non sufficiente per accedere o accedere con difficoltà al mercato normale. Questi interventi specifici in Friuli hanno la caratteristica di essere destinati oltre l'80% all'affitto, quindi sono affitti in edifici nuovi a classe energetica elevata, che è un tipo di situazione che non è tanto facile da trovare. Ecco, qui oggi è anche presente l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. Ecco, questo è il futuro, perché lei ha detto proprio per il futuro si punterà sempre di più su questa collaborazione fra pubblico e privato. Sì, l'ho detto e ci credo, penso che sia sempre di più, sarà usato questo tipo di ragionamento, perché poi come vediamo dà il loro frutto. È chiaro che non è facile, è chiaro che non è immediato, perché giustamente sono stati dati dei tempi e delle cifre importanti, però poi i risultati vengono perché la possibilità del privato di agire è più veloce rispetto a quella del pubblico, per cui si riesce a ottenere un obiettivo in tempi minori. In sostanza si abbatte più facilmente la burocrazia? Praticamente sì. Dobbiamo dire che però insomma, la Regione partecipa con 8 milioni, quindi insomma, ci crede, ci ha creduto, ci crede ancora, mi pare molto molto interessante di continuare in questa direzione. E c'è anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Udine è sempre più sostenibile, prendendo proprio anche spunto da questa realizzazione. Abbiamo visto grande spazio verde, spazi comuni, spazi per i bambini, insomma comprende praticamente tutta la filosofia di vita del futuro. Sì, io devo ringraziare veramente tutti quelli che hanno contribuito, in primis ovviamente la Regione, il Fondo regionale e tutti i partner che hanno collaborato, che stanno collaborando, il braccio operativo della Finint, ingegner Petrucco che con i progettisti ha fatto tutto, chiaramente qui è tutto sostenibile, certo, ma calmierato il prezzo, quella è la cosa più importante. A Udine tra l'altro c'è, qui sono praticamente orgoglioso che siano state create 202 unità abitative al comune di Udine, che vuol dire risposte alle persone, alla gente, e questo anche perché si aggiungeranno altri 76 nuovi alloggi all'ex caserma Osoppo, e tutto ciò rientra anche nel cittadella sociale, perché qui abbiamo, oltre alla qualità, abbiamo anche lo spazio per il sociale, quindi per la gente che ci abita. Parliamo di finanziamenti con Lidia Rotondi, che è fund manager di Finint Investments. Ecco, quanto è importante anche per le finanziarie, per questi fondi,
riuscire, no, a mettere mano, cioè dare un aiuto, mettersi insieme. Per voi è facile? Allora, no, non è sicuramente facile, però appunto l'obiettivo di questo fondo, il Fondo Housing Sociale Friuli Venezia Giulia, è quello proprio di realizzare investimenti di housing sociale, quindi che siano sostenibili e accessibili per la popolazione presente sul territorio. Quindi è stato detto più volte, ricordiamolo, che sono appartamenti nuovi, quindi che contribuiscono anche a svecchiare il patrimonio immobiliare regionale. Se pensiamo, abbiamo fatto uno studio recentemente, gli immobili in classe energetica G nella regione Friuli Venezia Giulia sono 8 volte maggiori nel numero rispetto agli appartamenti in classe A. Ecco, questi appartamenti che abbiamo realizzato sul territorio di Udine, questi 46 più tutti gli altri ad oggi disponibili, sono tutti in classe energetica A, e quindi con delle prestazioni energetiche ottime e che quindi contribuiscono anche da un punto di vista della gestione alla sostenibilità. E questo è l'investimento per il futuro? Questo è l'investimento per il futuro, sì. Bene, grazie anche a Lidia Rotondi. Qui da Via Biella è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ancora a Isabella Gregorato e a Simone Caramaschi per questo collegamento. Parliamo di una mostra che ha avuto un grande successo, quella di biciclette storiche da corsa del Museo di Mortegliano, in esposizione nell'Isontino, con alcune biciclette che conservano i cerchioni in legno e raccontano la storia di grandi campioni, tra questi anche Bartali. Questa mostra particolare allestita all'interno degli spazi della Proloco, che cosa racconta? Questa storia è una storia molto particolare, perché è stata ideata da un personaggio qui del posto, un tale Franco Canciani, un professionista degli anni 50-60, nativo proprio di Staranzano e attualmente abita vicino a San Canzian di Isonzo, in collaborazione con il Museo della Bicicletta di Mortegliano. Qui abbiamo tantissimi pezzi di biciclette storiche. Io casualmente sono vicino a una Bianchi. La Bianchi è, secondo me, per antonomasia la bici da corsa. A oggi a casa ne ho una uguale, acquistata nel 1978, all'età di 14 anni, che ho fatto anche restaurare. Una meraviglia, qui è storia. Lui è nato sportivamente qui presso la Fincantieri di Monfalcone. Parliamo di anni 50, quando le bici da corsa avevano le gomme piene o avevano questi tubolari che quando esplodevano tiravano giù case. E diciamo che era una cosa molto così alla viva il parroco. C'era molto cuore, molta passione, molta serietà. La sua vita è cambiata dal momento in cui ha trovato regola e metodo grazie allo sport. La prima cosa, dopo la mamma c'è la bicicletta, mi ha detto. Questo è un parlare da sportivo. È appassionato. Dopo andremo a vedere, c'è una pergamena sulla nostra sinistra che noi andremo a filmare, riga per riga, dove c'è una, che si può dire, un'eredità, una testimonianza per i giovani, sia sportiva che spirituale. Ed è bellissima. Racconta praticamente dalla nascita sportiva di un ragazzo, la maturazione, l'apice, e dopo c'è, tra virgolette, la decadenza sportiva, ma c'è questo innalzamento spirituale acquisito nella vita durante tutto questo periodo sportivo, che ha lasciato qualcosa di consistente dentro. A oggi, questo ex professionista, Franco Canciani, a 85 anni, guida la macchina, va in bici, allestisce le mostre, allestisce presepi, una forza interiore, ma un'umanità, proprio da un cameratismo, un coinvolgimento, riesce a coinvolgere tutti con uno sguardo. Questo è quello che lascia poi uno sport della bicicletta, dove c'è sacrificio, l'impegnarsi a lungo termine, il sacrificio. Ecco, in quella pergamena lì c'è la testimonianza di Franco Canciani per la gioventù. Abbiamo le bici di Bartali, quindi c'è una bici col nome di Bartali. Ci sono delle immagini, delle testimonianze dei libri, dei ritagli di giornale, foto originali di Bartali e Coppi. Ho parlato tantissimo col Franco Canciani a proposito di Bartali. La prima cosa che abbiamo parlato e discusso è la sua grandissima umanità e il suo grandissimo cuore.
Bartali cosa non faceva con la scusa della bicicletta? Ha salvato migliaia e migliaia di ebrei durante la guerra, portando biglietti, lascia passare dentro il tubolare della sella, cioè cosa che pochissimi sanno. Cosa abbiamo qui? Abbiamo biciclette da cronometro, ma ha spiegato il perché una bici da cronometro ha questo manubrio troppo in avanti, per la distribuzione dei pesi. Oggi come oggi una bici da cronometro pesa meno di un telefonino. Anni fa era fatta in ferro e alluminio, adesso è fatta in carbonio. Parliamo di... Però quello che mi ha colpito è proprio la lucidità e la tecnica con cui ci ha spiegato la funzione di questo manubrio avanzato, distribuzione dei pesi, e che ti consente nell'arco di un'ora di guadagnare quei 4-5 secondi. Non sarebbe niente, c'è sempre il fattore umano, perché se non pedali con la gamba giusta, quei 4-5 secondi non li guadagni. La lucidità di un ragazzino di 85 anni nel raccontare queste cose come fosse appena sceso dalla bicicletta. Che dire, possiamo solo che ringraziare Franco Canciani per aver ideato tutto questo. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che torna lunedì come sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio, arrivederci.